Amici della pallina vulcanizzata, ben collegati in diretta con il Palalido di Valdagno. Questa sera Y Sport Hockey Valdagno incontra il Telea Medical Hockey Sandrigo, uno dei tanti derby della provincia vicentina. Sono tante le occasioni per parlare di questo incontro. La prima è quell'atmosfera surreale a porte chiuse. Ho paura che mi sentano fino in panchina se urlo un po' troppo. Dicevamo c'è il ritorno sul parquet di quella che è stata casa sua per 8 anni del mister del Sandrigo, Franco Vanzo, uno gli ex di turno. A Valdagno ha allenato per 8 stagioni consecutive, 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Il Valdagno dall'altra parte che arriva dalla bella vittoria in trasferta, non c'era dal 2015 a Follonica per 4-1 con Tonci de Oro sempre a segno nelle ultime 3 partite. Di corsa a vedere le formazioni in campo con il numero 1 per il Sandrigo in porta Mauro Dal Monte, il 74 è Diogo Neves, il portoghese, il 54 è Claudio Lopez Selva Figlio, per noi naturalmente è Cacau brasiliano, il 19 Alex Menuni, il 4 Marc Payares catalano-spagnolo, più italiano di me ormai, il 6 è il capitano Marco Poletto, il 5 Alberto Pozzato, l'11 è Marc Vasquez, lo spagnolo, con il numero 1 e l'altro portiere Cristian Gasparotto, allenatore Franco Vanzo risponde dall'altra parte con il numero 10 Bruno Sgaria, Spider-Boy in porta per Valdagno, il 3 Andrea Brendolini, il 7 Gaston Tonci De Oro, il vice capitano, l'8 è Davide El Piro Piroli, 9 Alex Zordani, il 22 Andres Centeno, il 29 il capitano Mattia Cocco, il 77 Mattias Sigliero e l'88 Manuel Miri, il KTM valdagnese, con l'1 Pippo Fongaro che è l'altro portiere che a disposizione di Diego Mir, che è il coach, l'argentino in panchina. Andiamo a vedere come partono le due formazioni, cominciando dagli ospiti. Vediamo un po' di individuare i quintetti di partenza. Sandrigo parte con Dal Monte in porta. Poi ci sono Cacau, Payares, Diogo Neves e Pozzato. Infatti il capitano è Poleto, l'ho detto prima, l'ho dato li confondo in diretta, portate pazienza. Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali. Tanto è velocissimo Cacau dall'altra parte. Diciamo Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali, Davide Piroli e Tonci De Oro davanti, Mattia Cocco e Andres Centeno a fare buona guardia lì dietro. Abbiamo detto un po' tutto, andiamo anche tra poco in diretta all'occasione di quelle... Attenzione Pozzato intanto che ruba questa bella pallina a retroporta. Marc Payares può liberarsi per Neves, ancora Diogo Neves. Cerca il tiro, rispostona, palla che arrivava in mezzo alle gambe, in mezzo al traffico, pronta risposta di Bruno Sgari. Il primo tiro in porta è sandricense. Dicevamo è un modo come un altro per poter salutare tutti quelli che ci seguono in diretta stasera, visto che siamo l'unico contatto con quello che è il mondo esterno. Quindi all'interno della pista ci sono i giocatori, la Croce Rossa, i 2 arbitri, Roberto Bauce alla telecamera per le riprese di studio7hd.com. Poi ci sono io che chiacchiero un po' e dicevamo anche, stavo dimenticando, gli arbitri dell'incontro stasera sono Matteo Galoppi di Follonica, Mario Trevisan di Viareggio, Giacomo Vischio di Tiene. Qua abbiamo aperto un piccolo dibattito prima, come fa uno che si chiama Trevisan a essere di Viareggio, ma va bene uguale, probabilmente qualche origine veneta sicuramente per il secondo arbitro in pista. Valdagno che intanto può ripartire per vie centrali con Tonci De Oro, Andres Centeno, poi non riesce l'assist, fa buona guardia Albertone Pozzato, imponente fisico per il numero 5 del Sandrigo, guarda lì contro il Tonci. Davide Piroli, l'autore della doppietta in quel di Follonica, ci prova col suo diagonale rasoiata bassa per Mattia Cocco che non va. Dicevamo, nonostante non ci sia fisicamente il pubblico, trovo l'occasione per riuscire a salutare tutti quelli che ci stanno sicuramente seguendo in diretta. Ragazzi, è come avervi lì sotto alla scritta Brigate, Mattia, Tommaso, James, la Federica e quant'altro. Vorrei salutarvi tutti, ma il tempo e la diretta è tirana. Ci prova Cocco, deviato la sua conclusione. Ancora il Tonci
Tonci d'Oro che è uno sugli scudi in questo inizio di stagione per Valdagno, sempre a segno nelle prime 3 gare. Questa è la quarta di campionato che stiamo vedendo tra Y Sport Hockey Valdagno e Telea Medical Hockey Sandrigo. Vediamo un po', c'è il fallo di squadra al limite dell'area, fischiato da Matteo Galoppi, prontamente rilevato. 21:33, appena cominciata questa partita, stanno andando via 4 minuti e mezzo del primo tempo. Valdagno e Sandrigo sono ancora sullo 0-0. E vi dico la verità, essere gli unici commentatori, non avere pubblico è una bella responsabilità per tutti quelli che ci seguono in diretta, sia da... Eccolo lì, attenzione! C'è subito il gol! Il capitano la sblocca lui dal limite dell'area, Mattia Cocco su punizione. Vediamo un po', c'è qualche discussione, vediamo. Segnato il gol numero 29, quindi Mattia Cocco, 21:44. C'è il gol di Cocco, subito in vantaggio Valdagno. Si lamenta Sandrigo sulla rapidità nell'esecuzione del tiro, ha trovato lo spiraglio giusto il capitano valdagnese, quindi Valdagno che passa in vantaggio in questo derby. Un particolare saluto a tutti coloro che ci seguono naturalmente da Sandrigo, che è un po' la mia seconda città, perché lavoro in quel di Passo di Riva 2000 e mangio lì in quel di Sandrigo ormai da 22 anni. Ancora Tonci d'Oro, può provare la botta, trova il polpaccione di Pozzato, attenzione, fumble, è velocissimo, il primo ad arrivare sulla pallina è proprio Alberto Pozzato. Ha messo subito un po' di pressione Valdagno col vantaggio di Mattia Cocco su punizione dal limite dell'area. Pozzato retroporta per Diogo Neves, arriva dal Bassano, Neves portoghese, poi Marc Payares che è spagnolo di nascita ma è assolutamente italiano di adozione. Attenzione Tonci, bello lo scambio col Piro e la mette! C'è il raddoppio di Tonci d'Oro, il numero 7, bella combinazione Piroli Tonci d'Oro, e in 1 minuto e mezzo Valdagno che raddoppia. 20:24 da giocare, la doppietta del Tonci, quindi quarta gara a segno per lui. Fa un po' la parte del leone anche stasera il Sauanino. Ancora Pozzato, attenzione perché le partite di hockey, lo sapete già, lo diciamo sempre, le partite appena cominciate poi non finiscono mai. Ancora Payares a scambiare con Neves, largo per Pozzato, in 2 a chiudere, ancora Neves, raddoppia subito sul portatore di palla Valdagno, Tonci d'Oro che intercetta la pallina di Payares, prova a liberarsi, ancora il Tonci, c'era un pattinone palo, c'è il palo di Mattia Cocco. Ci pare di aver visto un pattinuccio lì in area, c'è l'involontarietà attribuita da Galoppi che era lì a 2 passi. Ancora Valdagno che fa girare la pallina, Tonci d'Oro cerca di liberarsi su Payares. Valdagno che è 1-2 micidiale della formazione di casa di coach Diego Mir. Un allenatore che in questo inizio di stagione non ha avuto paura di schierare i suoi giovanottoni, non è così adesso perché in pista c'è tanta esperienza. Palla che torna nelle stecche del Sandrigo con Alberto Pozzato a chiamare Neves. Ancora Payares per Diogo Neves, accelera Neves, incrocia bene il passo, elegante accelerazione qui, un po' meno plastico, magari più efficace la pattinata di Cacau. Ancora Pozzato, largo per Payares, deve scambiare con Diogo Neves, difende bene alto qui Payares. Neves prova a liberarsi, deve andare a retroporta. 18:31 alla fine di questo primo tempo, bella l'azione di Neves, avanti 2-0 il Valdagno.
Ancora Valdagno con Davide Piroli che scarica per Tonci di Oro, attenzione qua! Cerca il numero, era lì da solo Andrés Centeno, pallina leggermente alta per il tentativo di tap-in sotto misura Andrés Centeno, anche lui portoghese con passaporto angolano. Mattia Cocco, autore della prima rete del Valdagno. Davide Piroli sbaglia l'assist, stavolta lo intercetta Pozzato che ci prova dalla distanza, palla che resta in campo, colpisce il retro della rete della gabbia difesa da Pozzato. Ancora Davide, attenzione il Tonci, bello l'assist dentro per Piroli, ci mette una pezza Giogo Neves e poi Centeno può accelerare, 2 contro 2, il tentativo prende il guantone di Del Monte a difendere bene il suo primo palo. Ancora Giogo Neves dall'altra parte, gli va a dare fastidio Tonci de Oro, un Valdagno che raddoppia sistematicamente sul portatore di palla e comunque non lascia la via centrale al Sandrigo, che adesso sta facendo girare bene pallina. Giogo Neves prova ad accentrarsi, il tentativo di blocco da parte di Pajares che non va. Alberto Pozzato, lì sì, pallina che arriva sul guantone di Sgaria, Spider-Boy dice di no. Ora Pajares dentro per Pozzato che si gira, palo, clamoroso palo anche per Sandrigo, si salva Valdagno, bella partita, si sta un po' accendendo anche perché Sandrigo deve per forza adesso fare qualcosa, anche se Valdagno può giocare solo con un po' più di calma. Adesso c'è il cambio, Tonci de Oro per Brendolin, attacco per attacco. Brendolin autore della seconda rete contro Bassano. La risposta ancora Giogo Neves, si può girare Pozzato, palla che si impenna, rimane lì ancora Neves che combatte retroporta, sta facendo insieme a Pozzato un gran lavoro di portatore di palla. Giogo Neves, Cacao e Pajares qui è sbagliato l'appoggio, vediamo i secondi, ce la fa a rimanere in pista, c'è fallo di squadra fischiato a Valdagno. Time out per Sandrigo, dicevamo Valdagno avanti 2-0, 15:50 da giocare. I gol di Mattia Cocco e Tonci de Oro, quarta partita consecutiva a segno per lui. Dicevamo è un modo veramente strano di commentare la partita senza l'incitamento del pubblico, anche se in sottofondo probabilmente qualcosa sentite. Sono tutti audio originali questi che arrivano da registrazioni fatte proprio qui al Palalido, giusto per fare un filo di atmosfera in questa che è la notte che il governatore della Campania definirebbe la notte di Halloween. Bisogna fare molta attenzione stanotte, chi si veste da scheletro dalle parti di Napoli ha detto che lo fa scheletro lui. Da parte nostra dicevamo c'era la domanda come mai un Trevisan de Viareggio, come direbbe il governatore. Piero, spostami un po' qua per piacere. Vediamo un po', dai Tosi. Eccoli qua. Di nuovo squadre in pista, Pozzato, Pajares, Neves e attenzione in pista Vasquez, quindi il cambio per il Sandrigo, schiera l'altro spagnolo. Marc Vasquez, quindi due Marc, due spagnoli, ci prova subito largo Vasquez a cercare spazi di laterali in mezzo blocco, ancora Neves, c'è l'alza e schiaccia, va. Bel tentativo da parte di Pozzato sul tocco corto da parte di Bruno Sgaria. La pallina angolo basso, anche la Croce Rossa a dare una mano per recuperare pallina, dall'altra parte ci siamo noi, ci sono loro. Poi naturalmente le forze dell'ordine, ci prova la botta di Brendolin, non va, riparte Pozzato, 2 contro 2.
Pozzato dall'altra parte ha una bella castagna Albertone, deve fare attenzione. Bruno Sgari ha già salvato dal palo come anche dal monte, un parapali finora. Pallina che viene deviata proprio da Piroli che accelera su Neves, scarica su Capitan Coco. Coco che si accentra, trova Brendolin, tutto chiuso lì, non va in mezzo a tre naturalmente. Il Brendo tiene palla, c'è Vasquez, un po' in ritardo qui. Poi Centeno, Vasquez che pressa un po' più alto, è il giocatore più alto del Sandrigo. Muove un po' troppo le mani questo spagnolo. Ancora Piroli, cerca Brendolin, non riesce a girarsi, c'è Pozzato a fare buona guardia. Riparte Sandrigo, c'è il controllo col pattino, palla che torna nelle stecche valdagnesi. 14 e 14, sono stati via i primi 10 minuti di questo primo tempo, Valdagno avanti 2-0. Ancora Brendolin per André Centeno, ha addormentato un po' il gioco, adesso la formazione di casa, l'accelerazione la deve mettere Sandrigo. C'è Vasquez su Brendolin che scivola, c'è il fallo di squadra da parte di... viene fischiato a Valdagno, sta cercando di andare via Brendolin. Adesso c'è Pajares a controllare, scarica ancora su Vasquez, gioca a centrocampo in questa fase Sandrigo, poi cerca l'accelerazione o il tiro. Il tiro da parte che di solito viene affidato a Alberto Pozzato che ha la castagna giusta. C'è il tocco, quindi ripartono i 45 secondi. Pajares, pallina che vola sopra la traversa. Attenzione, qui c'è la ripartenza, c'è Vasquez là davanti che aveva trovato un buon anticipo. Riparte Valdagno, Davide Piroli, ancora Brendolin, la botta di Brendolin, è fuori bersaglio. Buono il tentativo, l'1-2, attenzione a cacciare pallina perché ne liberiamo uno subito dall'altra parte. Pajares che accelera, cerca la sua mattonella che è da quelle parti, se la ricorda bene Marca qui al Palalido, anche lui uno degli ex di turno. Ex Valdagno, numero 4 del Sandrigo, Marc Pajares. Tra l'altro Valdagno stasera in un'inedita casacca giallo-blu, stile tienese. Intanto in campo il numero 88, Manuel Mir, l'autore del gol del pareggio. Insieme al numero 8 qui ricostituiscono una vecchia accoppiata, 8-88. Centeno prova a girarsi. L'esperienza di Pajares, ancora Centeno, scarica per Piroli, Centeno, Manuel Mir, il figlio d'arte dell'allenatore Diego in panchina. Brendolin chiude bene dal monte, troppo sotto per riuscire ad alzare la pallina, gli chiude tutto lo specchio della porta l'estremo difensore sandricense. Sandrigo a riportare pallina, la riconquista con l'aiuto della sponda, 3 contro 2, c'è Manuel Mir, poi scivola al momento del tiro, recupera, ci prova almeno Piroli a recuperare pallina. Pozzato, la botta di Pozzato, la risposta di Bruno Sgaria. André Centeno, Brendolin cercherà il colpo lì, non riesce, era buona l'idea, era riuscito lo schema a Valdagno, non è andata, ciccato la palla proprio André Centeno. Pozzato, Vasquez, Sandrigo adesso a girare pallina, Vasquez, Neves, Pozzato e Pajares con Dal Monte in porta, cerca un alza e schiaccia che non trova Vasquez, accelera Mir, controllo di pattino. In sottofondo quelle che sentite sono le voci registrate della curva, almeno quelle. 10:52 da giocare, Valdagno 2, Sandrigo 0, in parità il numero di falli di squadra, 2 a testa per il Y Sport Hockey Valdagno, il Telea Medical Hockey Sandrigo che attacca adesso verso, attenzione va giù Vasquez, tutto regolare.
Sembra di dover chiamare il WWF qui per la protezione internazionale protezione facoceri, perché mi sembrava un po' lanciato sul tocco. Non ci casca a galoppi. Manuel Mir di nuovo sulla pallina. Bredolin può cercare la botta, trova un guantone alto lì di Mauro Dal Monte che legge bene la situazione. Ancora Payares Vasquez cerca di andare via. Ancora Manuel Mir che poi accelera, attenzione Mir, accelera lì da solo, deve retrocedere Manuel Mir, il nostro KTM, l'arancione di Mattinghofen, cilindrata 2003. Stasera Valdagni dicevamo in tenuta gialla con pantaloncino azzurro stile casacca tienese, chissà che non porti buono proprio al Brandolin che con quella casacca lì ha fatto buone cose. Giogo Neves che accelera per vie centrali, poi deve allargarsi, c'è proprio Mir su di lui. Ecco lì, capisce tutto Brandolin, 2 contro 2, si allarga Mir dall'altra parte, non riesce il controllo. Ancora Capitan Poletto, attenzione sul tentativo, bello l'assist dentro per Vasquez, non va. Ci ha provato Vasquez, ancora lui, deviazione sotto misura. Ci mette la stecca, è un po' larga qui il Valdagno, concede un po' troppo a questo Sandrigo, bisogna prendere le misure sul capitano del Sandrigo, Marco Poletto, marca anche lui, qua ce ne sono un sacco in pista. Tanto Valdagno che mischia un po' le carte, col Toggi d'Oro e c'è il gol di Andrés Centeno! Gol 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 gol! Andrés Centeno, il numero 22, la finta sull'altro palo, poi la mette sul primo palo Dal Monte che non se l'aspettava. 8:47 alla fine di questo primo tempo, Valdagno che va in triplo vantaggio con Andrés Centeno nel momento forse dove stava pressando di più la formazione ospite. Intanto c'è time out Valdagno, dicevamo proprio nel momento di maggior pressione da parte del Sandrigo con l'entrata in pista di Poletto. Il Valdagno trova il terzo gol con Andrés Centeno, il motorino valdagnese. Quindi motori ce ne sono parecchi, abbiamo il motorino, il Vespino truccato, un KTM da cross lì che rimane in pista, il numero 88 del Valdagno, Manuel Mir. Un Manuel Mir che sta dando anche una grossa mano alle formazioni giovanili tipo l'Under 19 che è andata a cogliere lunedì scorso un importante pareggio in quel di Trissino, un bel 5-5 tra le due formazioni Under 19 con Mir in evidenza insieme con tutta la squadra valdagnese. Vi ricordiamo i marcatori, Valdagno in vantaggio con Mattia Cocco 21:44, 20 dopo un minuto il raddoppio di Tonci d'Oro. Adesso 8:47 alla fine, la caccia dentro Andrés Centeno. Diciamo atmosfera che ha del surreale senza pubblico sugli spalti, ma il rumore di fondo che sentite non è quello ufficiale delle brigate che sono a tifare da un'altra parte. Spero stiano vedendo anche una bella partita. È un bel Valdagno. Tonci d'Oro, Brandolin, ma ci prova sotto gamba, non va. Ottima l'assist. Scusate, era stato Manuel Mir. Scusate, Tonci d'Oro, ancora Sillero, l'argentino. Prova lui. È il delantero del San Juan in pista, numero 77. Primo anno per lui qui a Valdagno. Ancora un tentativo, sempre di Sillero, è fermo da 6 mesi, va a recuperare palla anche su Giogo Neves. Sto un po' trovando condizione e anche posizione in pista con la squadra, il nuovo arrivo valdagnese. Mattias Sillero
per noi è il delantero del San Juan, il Chico della Sierra. Ancora Brendolin, prova a girarsi, si oppone Payares, c'è questo blocco di Vasquez proprio su Brendolin, rispostone qui di Spider-Boy, la rimette lunga, mantiene a sua ragnatela, ancora il tentativo di Diogo Neves, numero 74 bianco-azzurro, prova a liberarsi, c'è Mir su Vasquez, De Oro su Capitan Poletto. Ne approfittiamo per tentativo, ci fa anche tunnel di Payares, il numero del catalano. Diciamo, ne approfittiamo per salutare tutti coloro che ci seguono in diretta anche proprio da San Juan. Mamma Emilia, intanto fallo di squadra fischiato a Sandrigo. Mamma Emilia, Marcela Poda di Radio Colón del Boca, tutti quelli, todos los hermanos que nos siguen de San Juan, un abbraccio a chi de Valdagno in diretto del Palalido. Ancora proprio Mattia Sillero, prende un colpo lì, attenzione, si prende una gomitata. Vediamo cosa decide Galoppi. Sarà fallo di squadra, quarto fallo fischiato a Sandrigo. Sillero sulla palla, numero 77, Cocco. Mattia Cocco, ancora Capitan Cocco proprio per Brendolin. Guadagno con Brendolin. Brendolin De Oro, Cocco e Sillero adesso. Scadono i secondi, sarà angolo basso, vediamo un po'. Diciamo Valdagno che forte del triplo vantaggio può giocare al limite dei 45 secondi per rallentare un po' il ritmo del match, mentre lo deve tenere assolutamente alto Sandrigo, ne deve recuperare. Vasquez retroporta, c'è De Oro su di lui. Ora Poletto scambia proprio con Vasquez, ancora Poletto. Buona la posizione qui di Vasquez. Cerca di andare a liberarsi, Vasquez ferma tutto, poi Sillero ruba palla. Molto bene, 2 contro 1. Attenzione, ci prova ancora il Tonci. C'era Brendolin libero lì, ha fatto fuori il suo avversario diretto De Oro, è andato a provare la conclusione. Ancora nulla di fatto, restiamo sul Valdagno 3, Sandrigo 0. Palla nelle stecche valdagnesi, fuori Brendolin, dentro André Centeno, autore della terza rete valdagnese. Mattia Cocco che invece ha segnato la prima. Sa ancora Centeno, cerca la bomba lì, trova appostato dal Monte Cacau che riparte per Sandrigo, bello l'assist dall'altra parte per Diogo Neves, impreciso però il passaggio del brasiliano che poi ci prova sotto misura, gli dice di no proprio Bruno Sgaria. Ancora va giù Vasquez, si fa cocere un'altra volta e poi lì sulla ribattuta ancora il capitano, la ribattuta corta di Dal Monte, la mette dentro al volo Mattia Cocco, il capitano, doppietta stasera per lui. 4,53 da giocare, poker valdagnese qui al Palalido. Ancora Cocco sulla ribattuta corta di Mauro Dal Monte, pallina che arriva al volo sulle stecche di Mattia Cocco che non ci pensa due volte, la fionda alle spalle dell'estremo difensore bianco-azzurro, inteso come colori del Sandrigo. Beh, stasera Valdagno per dovere di ospitalità gioca in giallo-blu.
Ancora Tonci di Oro va a rubare pallina. Time out Sandrigo. Quindi Valdagno sul poker, sul proprio parquet, sul parquet di casa. Un Valdagno molto concreto, ha fatto girare bene pallina, i cambi hanno fatto rifiatare i titolari, però li può girare un po' tutti Manuel Mir. Scusate, Manuel era in campo prima con il numero 88, in panchina ora Diego Mir. Primo anno per lui qui a Valdagno ed è un Valdagno che spero anche da casa sia piacevole da seguire e anche da vedere. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ripeto, alle riprese c'è Roberto Bauce, la voce Domenico Tomba, studio7hd.com per questo derby Y Sport Hockey Valdagno, Telea Medical Hockey Sandrigo. 4:34 ancora da giocare in questo primo tempo. Valdagno 4, Sandrigo 0. Nulfia, come direbbero i tedeschi. Centeno sulla palla. Ancora Centeno per Tonci de Oro, gliela tocca dall'altra parte. Il Tonci che accelera, cerca di far fuori gioco Neves, poi riesce, c'è Vasquez in opposizione. Centeno proprio con Neves, non lo molla. Siero, tunnel! Bella azione qui proprio del numero 77, il tunnel di Matti Siero, che fa vedere anche lui di che pasta è fatto. Matti che arriva dal SEC di San Juan, classe 1999. Ancora Siero sulla palla, vediamo che minutaggio avrà in questa partita. Deve naturalmente prendere ancora fiato e ritmo, soprattutto il ritmo della partita. Mattia Cocco riprende palla, poi la mette lì, ancora grande assist dentro per Tonci de Oro. Si oppone con il gambale basso dal monte alla conclusione sotto misura del sanguanino. Ancora Vasquez per Capitan Poletto. Poletto Neves. Vie centrali, la botta di Neves, si fa trovare pronto Bruno Sgaria, pallina che arriva centrale ma un po' coperto in questa occasione l'estremo difensore valdagnese. Cacao che prova ad andare a centropista, non lo molla, attenzione, può provare a girarsi, Vasquez non trova la porta, praticamente vuota, se lo mangia un po'. Ancora Neves. Adesso Sandrigo naturalmente deve attaccare a testa bassa perché Tonci de Oro che ruba palla, controlla col pattino, secondo Matteo Galoppi. L'arbitro di Follonica. Follonica dove Valdagno è andato a conquistare il successo, non succedeva dal 2015. In trasferta sabato scorso, tanto è già ripartita la gara con Capitan Poletto che ci prova dalla distanza, non inquadra la porta. Qui sulle proteste di Trevisan, sulle proteste di Poletto su Trevisan è abbastanza chiaro l'arbitro Viareggino. Decido io. Riassumiamo un attimo, 2:48 da giocare, Valdagno 4, Sandrigo 0, i falli di squadra sono 5 a carico del Sandrigo, solo 3 a carico del Valdagno, il che la dice lunga sulla correttezza dell'incontro, che comunque è piacevole da seguire. C'è una buona circolazione di palla anche da parte del Sandrigo, che è andato molto vicino al gol, prima con Vasquez, la sua girata però non ha inquadrato la porta. Vediamo come torna in campo la formazione di Franco Vanzo. Cacao, Vasquez, Poletto e Pajares. Valdagno che risponde con Siero de Oro 7,77, un po' come la coppia 8,88. Qui vediamo un po'. Centeno, Cocco, Tonci de Oro e Mattia Siero. Il delantero di San Juan là davanti
Tanto riparte il Tonci, mezzo blocco per lui. Gira bene pallina, è un Badagno che fa circolare bene la pallina, d'altra parte fa parte un po' della propensione di... Perde palla intanto Sigliero, lo ferma Pajares, riparte Sandrigo, l'errore di Vasquez rimette in gioco proprio il Tonci, ancora Centeno, Tonci De Oro che la recupera, è un po' la dottrina di gioco dicevamo di Diego Mir, della serie in campo ci sono 8 giocatori di movimento, 4 da una parte e 4 dall'altra, però la pallina è una sola, quindi se non hai la pallina qualcosa bisogna che ti inventi di fare. Tanto Cacao prova a far tutto da solo, non trova la porta, Centeno a ripartire, 1,50 alla fine, ancora Andrea Centeno, gliel'ha toccata piano lì, non ha trovato il guantone destro con la stecca dal monte a rispondere. Ancora Vasquez per Cacao, poi va giù, attenzione, qui c'è un problema, attenzione, si lamenta lì, è andato giù Vasquez insieme proprio a Mattia Sigliero, attenzione qui perché temiamo un problema al ginocchio destro. Gioco fermo, sono andati giù assieme Sigliero e Vasquez. Vediamo un po', c'è anche la Croce Rossa in pista per capire cos'è successo al giovane attaccante Samuolino che non si rialza, quindi probabilmente il problema è più serio del previsto, almeno per ora. Adesso c'è qualche... vediamo un po'. Giocatori che naturalmente devono lasciare spazio ai soccorritori. In pista anche... 1 minuto e mezzo, 1,34 alla fine di questo primo tempo. C'è a terra il numero 77 valdagnese Mattias Sigliero. Un problema probabilmente al ginocchio destro, vediamo un po'. Tutto fermo, adesso vediamo cosa decidono di fare, come lo muovono, perché bisogna prestare molta attenzione qui. C'è anche Diego Mir. E qui pare servirà la barella per far uscire Mattias Sigliero. Brutta tegola su quella che è la formazione valdagnese. Anche perché bisognerà vedere poi come sarà il prosieguo dell'intervento, perché di questi tempi finire in pronto soccorso non è proprio il massimo, non lo è mai diciamo, ma di questi tempi probabilmente di più. Barella autocaricante per Mattia Sigliero, non proprio quello che ci aspettavamo di poter vedere. Partita ferma, cronometro bloccato a 1,34.
Va bene, approfittiamo per salutare anche il commentatore ufficiale del Sandrigo, Stefano Rettis, che naturalmente non può essere vicino a me stasera per questioni legate ai protocolli di sicurezza, altrimenti un commento a due ci stava. Beh, Stefano, diciamo che non ti butta neanche troppo male perché senza pubblico così è veramente dura e difficile. Noi andiamo un po' a riassumere mentre continuano le operazioni di soccorso a quello che è l'infortunato delle Valdagno, il numero 77, Mattias Sigliero. Anche poi fare la telecronaca con la mascherina, spero che l'audio vi arrivi in maniera discreta. O comunque vedo che Roberto Baucia alla telecamera non mi fa particolari segni di problematiche. Rassicurante cenno col pollice alto di Roberto Bauce. E vabbè, Sigliero deve lasciare la pista barellato. Una brutta faccenda come... anche perché vedremo poi, saranno poi i prossimi giorni a dirci quanto serio è il suo infortunio. Ancora i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Valdagno qui a sistemare la barella per poter far uscire in sicurezza Matti Sigliero. Ancora scusa, naturalmente chi ci applaude, non siamo in molti, deve uscire Matti Sigliero. Tanto vediamo che non si siano raffreddate troppo le formazioni in pista. Ricordiamo che Valdagno riparte avanti 4 reti a 0, è rientrato Davide Piroli. Adesso c'è la questione del soccorso, perché naturalmente l'ambulanza dovrà andare nel vicino ospedale del San Lorenzo. Squadra che riparte, cronometro che può, anzi che dovrebbe ripartire, riparte ora, proprio con Tonci De Oro che accelera per Andrea Centeno. Attenzione, abbiamo detto, bisogna stare attenti, c'è stata questa pausa di almeno una decina di minuti, quindi partita che adesso può ripartire. Davide Piroli sull'ex compagno di squadra Marc Pajares, ci prova lì ancora Coco, deve mettere il pattino sul palo dal Monte per bloccare l'iniziativa valdagnese. Ancora Poletto per Vasquez che è stato involontario autore dell'infortunio su Sigliero. Il contatto è stato proprio tra loro due, naturalmente contatto di gioco. Pallina, ci prova Pajares a metterla dentro, poi
ruba palla proprio a Piroli, attenzione Cacau, gli dice di no, grandiosa parata qui, Spider Boys Gary a dire di no. E dall'altra parte gol sbagliato, gol fatto, assist Centeno Cocco, ancora il mio capitano, capitano mio capitano. 28 secondi alla fine di questo primo tempo, scala reale per il Valdagno, ancora Cocco, tripletta per lui stasera. Dai che Nemo, come direbbero le brigate. Valdagno 5, Sandrigo 0. Ancora Cacao. E la legge dell'hockey è non solo nell'hockey ma anche in altri sport. Sbagli un gol e lo prendi subito dall'altra parte. Sbagli, ti dice di no il portierone, qua il ragazzo in nero, il ragnetto valdagnese, a dire di no. Eccolo lì, Bruno Sgari, il ragazzo di Cuneo, di Alba, anzi scusate, della provincia di Cuneo. Finisce il primo tempo di questa Y Sport Hockey Valdagno, Telea Medical Hockey Sandrigo. Cosa dire? Valdagno avanti 5-0. Un grande in bocca al lupo per Sigliero che ha dovuto lasciare il campo in barella. Ci risentiamo tra qualche minuto, sempre qui, sempre in diretta dal Paradiso di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta con il Paladio di Valdagno per questo secondo tempo del derby tra Y Sport Hockey Valdagno e Talea Medical Hockey Sandrigo. Primo tempo che si è concluso con la formazione di casa in vantaggio per 5-0. Grazie alla tripletta di Cocco e ai gol di Tonci De Oro e André Centeno. Vediamo come sono ritornate in pista le due compagini. Cominciamo naturalmente dagli ospiti allenati da Franco Vanzo, Alberto Pozzato con Marc Vasquez, Giogo Neves e Marc Payares, con Mauro Dal Monte in porta per Sandrigo. Dall'altra parte il Valdagno che risponde con Mattia Cocco, Davide Piroli, Andrea Brendolin e André Centeno con Spider Boy Bruno Sgaria tra i pali. Ne approfittiamo queste primissime fasi di gioco, ne approfitto, chiedo venia all'amico Nicola Mattiello che non ho salutato prima, in diretta anche per lui, questo fine cesellatore di legname della Valle dell'Agno, un costruttore di stecche da hockey. Le sue pulsar hanno avuto e stanno avendo diffusione a livello intercontinentale, quindi un modo anche per noi per salutarlo in diretta, visto che te mi hai minacciato di togliermi il saluto. Torniamo naturalmente in pista con il Piro che ci prova, la mette lì al centro, intercetta Vasquez, riparte Giogo Neves, Paglia resta dall'altra parte, prende una pallinata qui Cocco, non fa una piega il capitano valdagnese, intervento sulla pallina di Centeno, Davide Piroli dall'altra parte, Andrea Centeno che lascia lì Alberto Pozzato in accelerazione, ancora Centeno, c'è il fallo di squadra, era cominciato fuori il fallo secondo Matteo Galoppi. Chiama la distanza Andrea Centeno. Dicevamo, sono passati i primi 2 minuti di questo secondo tempo tra Valdagno e Sandrigo. Il Y Sport Hockey Valdagno avanti 5-0 in questo derby con Davide Piroli che manovra palla. Si appoggia alla balaustra, subisce il fallo. Palla che resta nelle stecche valdagnesi. Stasera Valdagno in inedita tenuta giallo-blu. I colori sociali sono gli stessi del Sandrigo, invece gioca con la sua maglia tradizionale bianco-azzurra. Attenzione Alberto Pozzato che può ripartire, c'è Giogo Neves dall'altra parte, Piroli in fase difensiva, un Davide Piroli che è stato autore di un paio di gol anche in quel di Follonica, per molto bello in particolare la seconda realizzazione. Davide Piroli che non è più un ragazzino, torna a Valdagno in una realtà come quella di questo Y Sport Hockey a guida Diego Mir, riesce a trovare i suoi spazi. Intanto vediamo gli sviluppi di questa punizione. Si butta lì Sgaria, riesce a stopparla. Ancora Vasquez che è un po' delicatino quando si tratta di andare giù. Attenzione adesso, vediamo un po', c'è cartellino blu per Vasquez. L'avevamo detto, ha un po' esagerato lì su questo, cioè, ha fatto un po' arrabbiare Matteo Galoppi che lo spedisce in panca puniti. Brendolin contro Dal Monte, 22-17 da giocare. È un po' tutta la partita che è un po' nervoso. Vasquez è stato anche naturalmente involontario autore dell'incidente con Sigliero. Grande in bocca al lupo a Mattias. Tutto pronto. Brendolin contro Dal Monte. Può partire Brendolin. La caccia lì, non trova la porta Andrea Brendolin.
ci riprova subito, poi va giù e va giù e c'è il rigore. Vediamo se si prende anche un warning. Pozzato è andato giù secco. Galoppi era a 2 passi, appena dentro l'angolo basso a sinistra dell'area del Sandrigo. Adesso della battuta si incarica Andrea Centeno. Si accomoda in porta Mauro Dal Monte. Dunque vediamo un po' questo secondo tentativo di realizzazione da parte della formazione di casa. Tutto pronto. Bisogna tenere su il guantone, però non si può tenerlo abbassato a terra come in questo caso. La mette lì Andrea Centeno, non la sbaglia, angolo alto a sinistra, la mette nel 7. Quindi 22-11, grosso modo, quando ha realizzato anche nel primo tempo la prima rete Valdagno. Ancora Centeno, doppietta per lui. Valdagno che si porta su un tranquillo 6-0 per ora e continua a far girare pallina. Dispiace per Rettis che mi sta seguendo, mi ha salutato prima in diretta, ma qui stasera effettivamente Valdagno dilaga. Attenzione all'errore, Pozzato può recuperare palla, scarica su Diogo Neves, grande anticipo ancora di Centeno. Il portoghese con passaporto angolano accelera Marc Pajares, scarica su Cacau che è tornato in campo. Neves, Cacau, Pozzato e Pajares per la formazione di Franco Vanzo. Bisogna darla fuori qui, attenzione ai secondi, deve accelerare, accelera per vie centrali, poi perde palla, insiste un po' troppo qui nella sua azione, pallina in tribuna. Pallina che finisce in tribuna, la deve recuperare Vediamo chi si occupa qua. Eccolo qua, la recupera Willy Gardellin. Ancora stecche bianco-azzurre, ospite. Ancora il Sandrigo che può manovrare con Pozzato, Cacau. Pozzato largo. Diogo Neves accelera lato sinistro della porta difesa da Bruno Sgaria. Ancora Neves può provare ad accentrarsi, scarica su Pajares, ancora Neves. Partita che adesso prende naturalmente la piega dell'assalto bianco-azzurro a cercare la rete. Ci prova Diogo Neves, ancora lui, scarica su Cacau. Cacao per Neves, c'è Brandolin a dirgli di no. Ancora Diogo Neves, bella azione qui, fallo di squadra, lo spende Brandolin, fallo numero 6. Situazione falli, sono 7 quelli a carico del Telea Medical Hockey Sandrigo, 6 quelli del Valdagno. Sono anche 6 gol di vantaggio della formazione di casa, con Diego Mir in assoluta tranquillità in panchina. Un po' meno tranquillo per la situazione di Mattias Siero, che è dovuto uscire a minuto e mezzo dalla fine del primo tempo in barella, probabile problema alla caviglia destra per lui. Deve 5 secondi per andare al tiro per Sandrigo. Diogo Neves che ci prova, perde palla, riparte Valdagno, Brandolin, ancora Brandolin, Cincischi un po', qui c'era fallo,
ma c'era una spinta proprio sul Brendo da parte di Pajares. Ci prova Neves, prova una magia retroporta Cacau. Deve ripattinare, scaricare ancora per Pajares. Pajares sbaglia l'appoggio per vie centrali, anche Brendolin è imprecisa la sua azione. Il Brendo numero 3 della formazione di Diego Mir. Ancora Piroli, c'è il Piro dall'altra parte, vediamo un po' se c'è gloria anche per il Piro stasera. Buono lo scarico sul capitano Mattia Cocco, autore di una tripletta stasera, proprio lui. Uno dei giocatori sempre ad alto rendimento per la formazione di Mir. Cacau che cerca di far ripartire adesso ancora Sandrigo. Pozzato largo, scende lungo la balaustra, prova la conclusione. Cerca l'altro palo, c'è il guantone di Bruno Sgaria. Neves sbroglia tutto lì. Spider Boy la butta via con la stecca. Ancora Alberto Pozzato per vie centrali. Cacau prova a girarsi, poi non si intende col compagno di squadra, ma buon gioco la difesa valdagnese che può liberare Mattia Cocco, che vede Brendolin, bello dentro l'assist e c'è il gol di André Centeno, il ragazzo del Portogallo qui, il capitano angolano. Ancora lui, tripletta anche per Centeno. 18-29 da giocare. 2 gol per lui in questo secondo tempo. Uno su rigore, adesso uno su azione. Ha saltato, è riuscito a alzare la pallina quanto basta per far fuori Dal Monte. E adesso i gol di vantaggio per Valdagno sono magnifici 7. Io spero che a casa le brigate non stiano esagerando tra popcorn, birra, rutto libero e quant'altro. Qui Valdagno la sta gestendo bene in campo con Cocco, Brendolin, Centeno e Tonci De Oro. Risponde dall'altra parte Pajares, Neves, Cacau e Pozzato. Ancora gioco Neves, cerca per vie centrali Cacau che poi va giù, riparte ancora Valdagno, 3 contro 2, Mattia Cocco, Tonci De Oro, Cocco! La spazzata lì bassa, non va. Valdagno che sta ancora premendo sull'acceleratore. Non è doma la formazione di Mir. Tonci De Oro fa girare bene pallina la squadra valdagnese. Sicuramente a casa vi starete divertendo, un bel hockey quello che stanno mettendo in campo entrambe le formazioni qui, non inganni il risultato. C'è Mattia Cocco che adesso ha qualcosa da dire a Marc Pajares. Come gliel'ha detto in Veneto, tanto fra Catalano e Veneto siamo abbastanza lì. Brendolin scarica dall'altra parte, trova pronto Cocco alla ricezione. Alley-oop qui per il Tonci, bisogna andare a tirare. Brendoligno, Tonci De Oro, non ce la fa, scadono i secondi e c'era anche il gol. Erano scaduti i secondi. C'è un richiamo verbale per il Brendo. In panchina Franco Vanzo sta facendo scaldare Capitan Poletto. Tutto fermo, Galoppi a spiegare che fischia lui. Angolo basso, punto di battuta rettificato. Gioco Neves che riparte. Ognuno il suo qui, 1 contro 1 adesso anche Sandrigo, non ha alternative, la formazione ospite è sotto 7-0. Ancora Valdagno a difendere sull'attacco di Cacau in possesso pallina in questo momento. Bello l'assist dentro per Neves che non riesce ad andare alla conclusione. Si distende Bruno Sgaria. Fallo di squadra, settimo fallo fischiato a Valdagno, ne ha 8 il Sandrigo a suo carico. Pajares, c'è Brendolin
a dire di no alla possibile traiettoria. Attenzione, ancora c'è Tonci De Oro, la mette lì per Cocco, mamma mia, troppo facile qua, ruba palla Valdagno. Assist di Tonci De Oro, ancora Cocco. 16:47 da giocare, sto finendo il tabellino. Capitan Cocco, Capitan Cocco, 8-0 Valdagno. Poker per Mattia Cocco sull'assist troppo facile di Tonci De Oro. È stato bravo il Tonci a concedere la conclusione al capitano, non ha forzato lui, c'era Dal Monte appostato, ha dato fuori la pallina quel tanto che basta, colpo di testa! Il colpo di testa di Bruno Sgaria, Valdagno che riparte 3 contro 1. Ci mette una pezza proprio Giogo Neves, ancora Manuel Mir adesso a ripartire. Centeno, Tonci De Oro, ancora Brendolin, a porta vuota la ferma Pajares, si sostituisce a Dal Monte, colpisce a terra, fischia Galoppi. 15:59 da giocare, 8-0 Valdagno, Valdagno scoppiettante qui. Un solo gol per il Toncito, ma tanto gioco per Gaston Tonci De Oro. 4 gol per Cocco, 3 per Centeno, 1 per il Tonci. 4-3-7-1-8. Gioco partita incontro, qui vediamo un po'. Ancora Sandrigo, mancano ancora un quarto d'ora, gente. Facciamo segnare anche sto ragazzino, vediamo un po'. Eccolo qua. Ci ha provato subito Manuel Mir. Per l'amico Cristian che ci segue da Braganza, eccolo qua. La velocità contro Pajares. Alla fine ha la meglio il catalano. Un Manuel Mir che mi ha spiegato mamma Mariella, che saluto perché ci starà sicuramente seguendo, nonché le 2 sorelline di Manuel. Adesso i 2 nomi li imparo un po' alla volta. Diceva Mariella che appunto Manuel è un valenziano, è nato in quel di Alcoy, lì ha giocato prima di giocare un paio d'anni nel Barcellona e poi arrivare qua. Ancora Sandrigo intanto con Giogo Neves, il portoghese anche lui, sfida tra portoghesi qui ma la vince Centeno alla grande. Marche Pajares, proprio Manuel Mir a mettere la sua stecca davanti a quella di Neves che era lì pronto a colpire sul secondo palo di Bruno Sgaria. Tonci De Oro che accelera e riparte, il ragazzino di San Juan. Ragazzino si fa per dire, qui attenzione, Vasquez trattenuta su Brendolin, poi sbaglia l'appoggio Cacau. Qui magari anche un po' di stanchezza, tanti minuti per il brasiliano in pista. Ancora Sandrigo, Marche Pajares che accelera, intercetta Tonci De Oro, dà un'occhiata alla posizione dei suoi, li fa ripartire. André Centeno, Tonci De Oro, eccolo, non va, si sacrifica, si sacrifica Cacau su Brendolin. Ancora Pajares con Centeno lì. Vasquez, secondo me prima c'era una vistosa trattenuta, ma non è il caso di andare a fare troppo i difficili. Qui Valdagno che a 13:33 dalla fine è avanti 8-0. Ancora Brendolin. Brendolin per il Tonci, scarica su André Centeno. Centeno che vede proprio De Oro, ultimo uomo Manuel Mir, ma poi ci pensa il Tonci, si gira, riparte, fa fuori Vasquez. Centeno per vie centrali, prova a metterla lì, gli dice di no Dal Monte, sbaglia il rilancio però, ancora Tonci De Oro.
De Oro, l'errore. Manuel Mir, rapidissimo. Qui lascia secco lì sul posto Cacau. Poi si gira e si volta Centeno, ma la sbaglia anche Vasquez qui. Se la prende un po' con se stesso. Fuori Cacau che ha dato molto in questo incontro. 12:35 da giocare dentro Poletto. Prova a girarsi Vasquez. Trova appostato Bruno Sgaria. Ancora Giogo Neves. Va largo su Payeres oltre la sua metà campo. C'è l'errore Piroli. La finta di Piroli che poi giustamente gioca a tenere palla. Ora Valdagno perché mancano 12 minuti ancora da giocare. Si può giocare con la massima calma possibile. Maramir lì che accelera su Pozzato. Si gira il KTM valdagnese. Accelerata, sgasata lì del giovane. Ancora Piroli a cercare palla dentro, tutto chiuso, non va, l'errore, rientra tutto il Valdagno. C'è Mir su Pozzato, Giogo Neves, fa buona guardia l'88 valdagnese. C'è time out intanto chiamato da Franco Vanzo. Time out anche per noi un attimo perché le telecronache con la mascherina non sono proprio il massimo, dobbiamo d'altra parte dare anche noi il buon esempio. Mascherina, distanziamento, il più vicino a me in tribuna stampa sta almeno a 5 metri. Riassumiamo comunque, Valdagno avanti 8-0, 5-0 il primo tempo, i gol di Cocco in apertura, poi Tonci, Centeno e un'altra doppietta di Cocco in apertura di secondo tempo. Gol su rigore di Centeno, poi ancora Centeno che scavalca dal monte Tapin e poi ancora Mattia Cocco su un grande assist di Tonci De Oro. Valdagno 8, Sandrigo 0, qua le brigate saranno ben contente. Qui sta già cominciando il coro, fischia alla fine, però mancano ancora 11 minuti e 27 secondi da giocare. Fallo di squadra in perfetta parità, 8-8, situazione gol invece un po' diversa, perché Valdagno avanti 8-0. Ancora Sandrigo a manovrare con Vasquez che sbaglia l'appoggio, riparte De Oro, si gira il Tonci, quasi miracolo, ancora Mir, ancora dentro pallina, ce l'aveva quasi, ha fatto una grandiosa parata qui dal monte, si è dovuto distendere sulla corrente 88, numero che un tempo qui era di tale Osvaldo Raed, che faceva coppia con un altro numero 8. Attenzione, Mir si libera, fa fuori proprio Vasquez, ancora Andrés Centeno, brutto fallo qui, steccata sulla mano, proprio Vasquez che ne ha combinate di ogni stasera, a parte il cartellino. Ancora Centeno, vediamo un po', altra opportunità per la formazione di casa dal dischetto. Prova ancora Centeno, la mette ancora Andrés Centeno. Centeno che è infallibile, 2-2 per lui sul rigore. Attenzione Valdagno che si avvicina alla doppia cifra. Dopo esattamente 6 minuti Valdagno ancora a segno con Centeno, che quindi fa pari con Mattia Cocco, 4 gol a testa. Ne posso chiamare uno solo alle interviste, penso chiamerò il
capitano stasera. Dall'altra parte Sandrigo che adesso ci riprova, ancora Centeno per Piroli. Guadagno che adesso fa un po' quello che vuole in pista, un po' frastornato, è tornato a zona il Sandrigo. Manuel Mir, ancora Davide Piroli, prova per vie centrali, trova Manuel Mir dall'altra parte. Si accentra il KTM Valdagnese. Cristian, KTM perché va veloce come un KTM, sembra un MX1, un 450 da MX1, stile Tonino Cairoli. Eccolo qua, quando accelera, vedi un po'. Prima ha lasciato lì Vasquez, un 9 incredibile. Prova un numero, Tonci de Oro, va Vasquez, prova lui. C'è fallo di squadra. O punizione di prima. Punizione di prima. Vabbè. Un tocco con la mano, con la stecca, anche per Sandrigo un'opportunità. Non c'è cartellino blu perché c'era chiaramente particolare cattiveria. 9:39 da giocare. Vasquez contro Bruno Sgaria, può partire Vasquez. Ci prova Vasquez, la mette Vasquez, Marc Vasquez. C'è il gol del Sandrigo. 9:35 da giocare, la mette dentro su punizione di prima Marc Vasquez. Guadagno che adesso riparte a macinare gioco. Manuel Mir per Tonci de Oro, ancora 9:23 alla fine. Si sblocca, cambia ulteriormente il risultato. Manuel Mir! Bello l'assist dentro di Piroli, c'era appostato sul palo a difendere il palo dall'altra parte. Proprio Vasquez a difendere il gol appena segnato su punizione di prima. Alberto Pozzato, un po' calato il rendimento di Alberto nel secondo tempo. Giocatore comunque sempre di capitale, poi scivola Manuel Mir, ci prova, va alta la pallina sopra la traversa, la porta difesa da Manuel Mir, attenzione lì, ci prova subito, adesso c'è ancora Pozzato che riesce a liberarsi, gran palla dentro proprio per Pozzato da parte di Pajares, cerca l'alza, schiaccia, la palla a 2. Palla 2, non si poteva più giocare, era finita sotto il gambale di Bruno Sgaria. La sfera. Manuel Mir fa fuori Marc Pajares in velocità. Poi va retro porta. Non se l'è sentita Marc Pajares di chiudere su Manuel. Ancora Pozzato, cerca Vasquez. Vasquez che prova la botta. Palla che sarà Valdagnese, riparte dall'angolo basso Andrés Centeno. 2 giocatori con 4 reti per Valdagno stasera, Andrés Centeno e Mattia Cocco. 4-4-8, il nono gol è di Tonci de Oro. Ancora Centeno sblocca per Piroli. Piroli basso per Manuel Mir. Molto buono anche il minutaggio del numero 88 Valdagnese. Lo spagnolo di Alcoy. Attenzione a questa palla che resta lì. Fumble. Mattia Cocco nuovamente in campo. Prova a caricare il tiro. Ancora Manuel Mir. Mattia Cocco, l'errore, Pozzato e Poletto che possono ripartire. Sotto gamba di Pozzato, lo ferma Cocco. Potenziale 3 contro 2, rientra Valdagno. Mir. Perde palla Mir, Poletto, poi la recupera proprio sul capitano. Qui c'è fallo, c'è il nono fallo per Sandrigo. Quindi si accende
la luce rossa e attenzione qui in porta Pippo Fongaro, portiere, secondo portiere del Valdagno, Manuel Mir, scusate, Diego Mir, senza paura, mette in porta il giovane Fongaro, che se non vado errato è al debutto in A1 in casa, almeno per questa stagione. Vediamo un po' Pajares che accelera, prova ad andare via Pajares, c'è ancora Vasquez, Vasquez per Poletto, Poletto Pajares, ancora Vasquez, cerca di dai e vai, capisce tutto Mattia Cocco che può ripartire con salta calma Mattia, poi scarica una bordata, sarà palla a 2. Palla 2, pallina che termina dietro la porta difesa da Mauro Dal Monte. Ricapitoliamo la situazione quando mancano 6 minuti e 16 secondi alla fine di questo Y Sport Hockey Valdagno, Telea Medical Hockey Sandrigo, Valdagno 9, Sandrigo 1. Valdagno che ha in campo da un bel po' di minuti proprio Manuel Mir, ha un cambio in meno coach Diego Mir perché Mattia Siero è dovuto uscire in barella a 1 minuto e mezzo dalla fine del primo tempo, sospetto problema, speriamo non troppo grave per il delantero del San Juan, il Cico della Sierra. Situazione falli, Sandrigo che ne ha 9, quindi al prossimo sarà punizione di prima, Valdagno con 8 falli ne può gestire almeno un altro. In questi 6 minuti e 16 che mancano alla fine, Tonci De Oro a spiegare qualcosa ai suoi. De Oro, Piroli, Cocco e Mir. Uno Sgaria tra i pali, dall'altra parte Dal Monte, Pozzato, Poletto, Vasquez e attenzione anche Vanzo che manda in campo il giovane Alex Menin, il numero 19. C'è spazio anche per lui. Partita che dal punto di vista del punteggio ha ancora decisamente poco da dire, quindi è giusto far giocare anche i più giovani. Vasquez ruba una bella palla, è davanti proprio con Menin, lo serve solo adesso però, Valdagno è già rientrato. Piroli largo a cercare di dar fastidio al portatore di palla, proprio Menin che trova Pozzato per Poletto, la prova a mettere al centro, l'assist per Vasquez che non va. Piroli accelera in mezzo a 2, Piroli poi può caricare una bella botta, gli risponde da par suo proprio Dal Monte. Continua a macinare il gioco e fa trascorrere i secondi la formazione di Diego Mir. Qui confondersi e dire la formazione di Franco Avanzo qui è un attimo, bisogna prestare la dovuta attenzione. D'altra parte l'ho commentato per un bel po' di anni, riesce a tenere pallina proprio Cocco, va retroporta, c'è il tocco senza troppi complimenti da parte di Poletto per impedire l'alza schiaccia a Mattia. Sandrigo che tira a macinare con Pozzato, ancora Vasquez che ci prova la visiera di la Bauer 3 di Bruno Sgaria che protegge il volto del portiere, dice anche di no. Ancora Tonci De Oro, poi si scontra proprio con Manuel Mir, lotta fratricida, intercetta bene qui la pallina di ritorno, poteva essere pericolosa perché andava dritta verso Bruno Sgaria, ci mette la stecca proprio il valenziano. Scusate, c'è Pippo Fongara, vediamo un po' adesso, 2 contro nessuno, Vasquez, troppo facile qui, disattenzione difensiva, doppietta per Vasquez.
3,50 da giocare, non deve neanche accelerare Sandrigo. Valdagno si fa trovare un po' impreparato e c'è spazio anche per Alex Zordan, che potrà giocarsi questi ultimi 3,48. Vediamo un po' come se la sbriga adesso la formazione di casa. È arrivata una rete in contropiede assoluto, 2 contro il povero Pippo, quello che poteva, lì l'ha messa nell'angolino giusto Vasquez. Ancora Piroli, c'è Zordan, anche lui arriva dal vivaio valdagnese. Mattia Cocco al centro per Tonci De Oro. Tanto gioco e tanto movimento per il Vespino truccato del Valdagno, che va a mettere velocità e destrezza. Prova il tiro, scadono i 45. 3-0-3 alla fine. Valdagno 9, Sandrigo 2. Sandrigo con luce rossa accesa lato panchina per i 9 falli di squadra a carico. Ora Menin scarica per Vasquez. Piroli recupera, guarda i suoi, si riposiziona Pippo Fongaro. Ancora Piroli, cerca la botta, si aveva fatto fuori, saltato l'uomo. Poletto, ancora Vasquez. Sandrigo che adesso ci prova, Menin largo per il suo capitano. Ancora a girare proprio Menin, approfitta del blocco di Poletto. Alex Menin, dall'altra parte c'è un altro Alex che è Zordan. Ne è entrato Valdagnese, adesso proprio i 2 Alex a confronto. Bertone pozzato, il Tonci sul pozzato. Davide Golia, a proprio Zordan ruba palla a Menin, fa ripartire Tonci De Oro. Piroli cerca, non trova il 7. Ancora Alex Zordan, 1,50 ancora da giocare in questo derby. Tonci De Oro riesce a liberarsi, cerca, prova l'alza schiaccia, il numero non lo trova. Chiuso bene la porta anche in questo caso Dal Monte che non ha grandissime responsabilità nella rotondità del punteggio valdagnese. Bella l'idea dentro, ci prova una mano Piroli. Trova ancora il gambalone, si gira, smette, capisce tutto qui Dal Monte, fa ripartire i suoi. Capitan Poletto, ancora Vasquez che cerca di andare a ribadire in porta. C'è Cocco a dire di no. Comincia intanto l'ultimo giro di lancette per questo derby tra il Y Sport Hockey Valdagno e il Telea Medical Hockey Sandrigo, un derby che ormai ha ancora poco da dire da quello che sarà il risultato finale. Valdagno che ha saputo gestire tutte le sue occasioni, comprese i tiri da fermo. Tonci De Oro in mezzo a 2, ancora lui, attenzione, esagera un po'. Ultimi 30 secondi, Piroli trova Tonci De Oro, ancora Piroli, vediamo un po'. Niente, si rischiera bene, andrà probabilmente all'ultimo tiro la formazione di Mir. Mattia Cocco. Tonci De Oro, prova ad accentrarsi il Tonci, finta la botta. Poi c'è Vasquez che adesso ha lui l'opportunità di andare al tiro. Sfiora il palo alla destra di... Ci prova anche Zordan, trova la guantone di Dal Monte. Finisce qui questo derby. Valdagno, Y Sport Hockey Valdagno batte il Telea Medical Hockey Sandrigo 9-2. Un Valdagno che ha visto il primo tempo sul 5-0, poi nel secondo tempo ancora 3 gol di Centeno e 1 di Cocco. Quindi alla fine sono 2 poker per Cocco e Centeno e una rete per Tonci De Oro. Valdagno che porta a casa altri 3 importantissimi punti nella notte di Halloween.
nella lotta di Holloway non ci sono scheletri qui a Valdagno. Valdagno vince 9-2 e nonostante il pubblico non c'è, vi prego anche da casa, tutti in piedi per la formazione locale. Un applauso naturalmente anche alla formazione di Franco Vanzo e un applauso di incoraggiamento per Mattias Sigliero, che speriamo si riprenda quanto prima. Con le riprese di Roberto Bauce, la voce di Domenico Tomba, è tutto per noi dal Palalido di Valdagno. A presto in diretta. Adesso andiamo con le interviste.